Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Pim pim pim. Vuoi la linea? Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Libertà, questo è Chilometro Zoom. Avete appena sentito Anyway the Wind Blow del 1966 dall'album Freak Out di Frank Zappa, il nostro Franceschino Zappa, che inaugura sempre tutte le puntate dal via, tutte le puntate di Chilometro Zoom. Questo pezzo scelto dall'insormontabile, ineguagliabile, individibile, inscindibile, grandissimo Antonino Danna! Insormontabile non me l'aveva detto ancora nessuno. Scusate. Io sono Lorenzo Viviani e lascio la parola ad Antonino Danna. Bene, grazie. Tra l'altro, buon anno. Questa è la prima puntata di Chilometro Zoom in questo nuovo anno. Grazie, caro Lorenzo, amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo appunto è Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna e questa, signore e signori, è la puntata numero 910. Ne mancano 90 per arrivare a 1000. A 1000 che facciamo, Lorenzo? Non lo so, ma ci arriveremo. Dovremmo essere così fortunati che la puntata di Zoom diventa Chilometro Zoom proprio nell'anno 1000, nella puntata 1000. Vabbè, ma tanto tu vieni lo stesso, che cazzica. Cioè, potrebbe essere un momento di cosa, se è 1000 o non 1000, potrebbe essere anche il 1000 momento. non più 1000. Cosa succederà dopo? Tipo andiamo in onda dalla poppa del Savonarola e poi ci buttiamo in acqua alla fine della trasmissione. Poi ci buttiamo in acqua, vai. Direi di no, meglio di no. Una puntata frizzante, come frizzante sono state le bollicine, e intanto diteci con cosa avete brindato l'ultimo dell'anno. Chi ci vuole chiamare col numero sovraimpressione, lo ricordiamo, ricordalo te che io non lo leggo, che sono diventato 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure per utilizzare il telefono 0292947222. Il telefono è aperto in questo preciso istante perché abbiamo una decina di minuti almeno tutta con voi. Questa sarà una puntata... Perché?
parleremo di cose, diciamo, interessanti nel dopo Natale, dopo Capodanno, dopo primo dell'anno anche, perché te festeggi più Sì. la fine dell'anno o l'inizio del nuovo anno? Ma guarda, questa è una bella domanda, molto dal sapore filosofico, se mi posso Molto da permettere. sapore. Cioè, saluti il vecchio anno oppure del benvenuto al nuovo anno? No, do il benvenuto al nuovo e sai perché? Perché ogni fine è sempre un inizio. Oh. Dal profondissimo Antonino Danna, comunque oggi poi andremo a sbattere, a parlare, perché vi chiediamo con cosa avete brindato Esatto. in queste ultime settimane, in questi periodi di festa, perché parleremo di un argomento molto spinoso. Ho detto frizzante, frizzante come le bollicine delle bollicine di cui abbiamo brindato tutti pochi giorni fa, perché parleremo di vino con uno che se ne intende abbastanza, perché è stato ministro dell'agricoltura, il nostro amico, l'amico di Radio Libertà, di Chilometro Zoom, Gianmarco Centinaio, e parleremo naturalmente del codice della strada, parleremo, se diremo, cercheremo di capire se è vero che non si può neanche più andare al ristorante a bere, capiremo se è così, diciamo, problematica la situazione, c'è chi dice che sono fake, c'è proprio alcuni anche ristoratori stellati che lamentano il fatto di aver visto un calo delle vendite, un calo dei consumi proprio di questo prodotto, che non è naturalmente assoggettato, fatemi dire, come potrebbe essere i cocktail che si bevono purtroppo i ragazzi alla fine della settimana quando vanno a ballare in discoteca. Comunque anche quello lì è alcol, e anche se è alcol nobile, un alcol che ha una storia, un alcol che ha un riconoscimento, un alcol che ha un'etichetta ben precisa, un alcol che porta i nostri territori, però c'è dentro sicuramente questa componente alcolica che potrebbe dare dei problemi. Quindi insomma, da una bella discussione aperta, frizzante, quindi vorremmo sapere anche un po' cosa ne pensate voi, insomma, cerchiamo di stimolare le chiamate perché ci chiamate un po' poco quando c'è Chilometro Zoom, come se la materia agricola non vi interessasse abbastanza, non va bene, non va bene. E invece vi deve interessare sempre perché il concetto è molto semplice e il concetto è che anche acquistare e votare, perché ogni volta in cui voi arrivate davanti allo scaffale automaticamente voi fate una scelta e scegliete chi prenderà i vostri soldi, chi pagherà le tasse in questo paese oppure no. Sceglierete se, per esempio, la stalla locale andrà avanti oppure no. Sceglierete se la grande distribuzione organizzata vi darà il latte stracotto, strapastorizzato oppure no, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo che le sorprese. Non l'abbiamo ancora detto nel 2025 perché è il tormentone in questa trasmissione, ma noi da consumatori abbiamo il potere e possiamo mettere Esatto. in ginocchio in 2 minuti qualche multinazionale che lavora male, possiamo, se ci uniamo, fare veramente un'evoluzione culturale. Purtroppo ci muoviamo sempre come delle piccole batterie a cui viene dato lo stipendio e poi gli viene prelevato, perché io ho sempre questa teoria molto complottista, molto orwelliana, molto macchinosa, però veramente l'uomo più infelice è, più compra, più compri, più te ne danno, più te ne sempre così. Invece da consumatori responsabili, io prima di tutto sono un consumatore responsabile perché sono ligure, quindi già diciamo che per mettere Diciamo che sei oculato. sono culato, diciamo sì, sono culato. Una moglie che naturalmente ci mette il carico d'accento perché è proprio di Genova, però detto questo, quindi l'arte del risparmio, io lo dico sempre, la mia suocera è la maga dei 27 tapper, perché non c'è niente che avanza in cucina, perché ogni cosa va destinata al massimo, poi alla fine, proprio alla fine un avanzo va a finire al cane, va a finire al gatto, va a finire da qualche parte, ma è difficilissimo, la spazzatura, la parte organica soprattutto è a zero la famiglia di mia moglie, quindi il risparmio prima di tutto, maniera oculata, cercare di comprare in maniera saggia, ma soprattutto noi abbiamo la possibilità di cambiare le sorti del mercato. Non sappiamo mai, non consideriamo mai questo potere, e si dice tanto, sicuramente importantissimo, fondamentale per il funzionamento della democrazia, il fatto di andare a votare, che paradossalmente non si riesce neanche a invogliare gli elettori a fare quello, ma quotidianamente noi possiamo dare il nostro benestare a una politica alimentare di un certo tipo, possiamo decidere di comprare una cosa o di non comprarla
Il problema invece ci facciamo assoggettare da pubblicità, pigrizia e soprattutto dal facile risparmio. Il facile risparmio che molte volte diventa poi un cane, scusate, che si morde la coda. Ecco, noi infatti stasera parleremo sia di consumo appunto di vino e viaggi con il senatore Centinaio, che poi alle 18:10 avremo il presidente della Fondazione Banco Alimentare, il presidente Giovanni Bruno, il quale parlerà con noi di avanzi, perché è chiaro che noi abbiamo consumato del cibo chiaramente in questo periodo, ma c'è tanto cibo che resta invenduto, c'è tanto cibo che resta sugli scaffali. E allora il Banco Alimentare suggerisce come recuperare le eccedenze alimentari dalla filiera, agricoltura, industria, supermercati, ristorazione collettiva. E per noi privati ci sono comunque dei saggi consigli su come evitare di far avanzare cose senza imparentarvi con Lorenzo Viviani. Ma detto ciò, oddio, se vi volete imparentare siete i benvenuti, ma No, però detto questo no, per ritornare al discorso che facevamo prima, sì. se noi lasciamo sul banco quell'arancio che viene dall'altra parte del mondo, e guarda, non ce l'ho con l'agricoltore che lavora dall'Egitto, che porta le arance qua, quello non è un problema. Il problema è avere la cultura di non mangiare i prodotti fuori stagione, di voler mangiare l'arancio in piena estate, di voler Appunto. andare contro, diciamo, le regole della stagione, che è la cosa fondamentale. Io voglio mangiarlo in piena estate e so che non lo posso mangiare l'arancio. Me lo mangerò quando è la stagione delle arance, cercando di valorizzare i prodotti italiani, i prodotti, le perle, l'oro che arriva dalla Sicilia, che dovrebbe essere oro e molte volte va addirittura al macero. Ecco la grande fioretto che dovete fare per il 2025, cercare di informarvi, certe cose non si mangiano in certi periodi dell'anno. Diceva la nostra Valentina Tepedino poco prima delle feste, abbiamo la trota da valorizzare che si può affumicare ed è molto più buona, proviamola almeno una volta, cerchiamola. Andiamo in pescheria, andiamo al supermercato, ma non ce l'avete la trota affumicata, la trota salmonata, quello che volete, che deriva dai nostri allevamenti, prodotti in Italia? Vuol dire che lasceremo qualcosa più all'interno delle imprese italiane, lasceremo qualcosa in meno a chi si è divertito a portare la roba in Italia. Non è un problema, non è che io ce l'ho contro quel prodotto, però chi si difende si salva. Certo. Ecco, sono giunte le 17:43 minuti e 18 secondi. Io ti chiedo un momento di tempo perché ho qui tra le mani pagina 7 di Italia Oggi del 2 gennaio e vi voglio leggere quello che Franco Bechis, l'ho scritto su Open ma viene ripreso da Italia Oggi, quello che Franco Bechis diciamo, lui ha fatto 4 chiacchiere con Giorgio Barchiesi, detto Giorgione, che è uno degli chef TV più noti d'Italia, la prima vera star del canale Gambero Rosso, lui che ha il nome d'arte di Giorgione Orta e Cucina. Bene, lui è andato, insomma, Franco Bechis è andato alla Via di Mezzo di Montefalco, in Umbria, che è il ristorante di Giorgione, e in particolare cosa gli ha detto lo chef? Gli ha detto: il problema vero è che il vino inizia a non vendersi più. In pochi giorni il consumo, e quindi per noi la vendita di vino, è più che dimezzata, si è trimezzata. O non bevono o appunto prendono una sola bottiglia in 18. Peraltro, secondo Giorgione, la paura del ritiro della patente ha colpito soprattutto i vini buoni e per noi proprio il Sagrantino, che ha una gradazione alcolica più elevata. Hanno paura di prendersi qualche legnata e non posso proprio dar loro torto. Giorgione spiega che questa è stata la reazione immediata, ma non so se durerà di più o se poi l'effetto psicologico di questi giorni si stempererà. Alcuni ristoratori, continua il pezzo di Franco Bechis che salutiamo, hanno iniziato a organizzarsi nelle grandi città pensando a servizi speciali di accompagno da inserire nel menù a un prezzo concordato. Ma da noi a Montefalco, continua la star TV del Gambero Rosso, si viene spesso da lontano con la propria auto. Impensabile organizzare un servizio per la clientela. Certo, uno nella compagnia non beve per guidare, ma anche gli altri bevono poco, dovessero dare il cambio alla guida per qualsiasi ragione. Si è creato certamente un clima pesantino e mi spiace perché la mia vita è legata al cibo e al buon bere al di là delle prenotazioni al mio ristorante, di cui non posso proprio lamentarmi. Giorgione comunque mette in guardia la clientela. Ricordo a tutti che se si beve poi non ci si può mettere alla guida e magari suggerisco di bere quel bicchiere all'inizio del pasto in modo che sia possibile smaltirlo prima di rimettersi in viaggio. Un goccetto per uno non fa male a nessuno, un bicchiere per uno nemmeno,
2, probabilmente inizia a diventare un problema. Vedo che c'è grande paura, ma anche un po' di esagerazione. Però attenzione, perché al popolo italiano puoi fare passare provvedimenti restrittivi quando necessari, ma se lo prendi sul cibo e sul vino, puntini sospensivi. E adesso il nostro ospite è pronto. E allora diamo il benvenuto al vicepresidente del Senato, per noi sempre perennemente ministro dell'agricoltura, Gianmarco Centinaio. Buonasera Gianmarco. Buonasera senatore. Buonasera, buonasera. Ciao Gianmarco, buonasera. Allora, abbiamo letto, diciamo, quello che diceva Giorgione, famoso chef sulla TV, anche Gambero Rosso. C'è questo terrore e molti dicono che c'è stato un calo durante le feste dovuto al nuovo codice della strada, quindi un minor consumo di vino a tavola. Io ti devo dire la verità che la sera di Natale, la vigilia di Natale, è arrivato mio cugino, perché poi è nata anche la psicosi, Gianmarco, no? Quindi tutti che hanno comprato questi test veloci da fare, no? Che poi magari sono anche interessanti. Poi c'è stato, diciamo, io dopo aver mangiato e bevucchiato, io ero a casa mia, ho invitato gli altri, quindi non guidavo, quindi mi sono permesso di bere un bicchiere anche di troppo, però diciamo non avevo remore nel bere, non avevo problemi, tanto è ho bevuto abbastanza a tavola, tanto da essere, diciamo, un po' in allegria tutti insieme. Mi sono fatto il test ed ero parecchio sotto al limite. Tu cosa ne pensi di tutto questo? Ma allora facciamo un ragionamento che io da produttore devo dire che non abbiamo visto un calo di vendite del nostro vino nel periodo delle feste di Natale, quindi siamo cresciuti rispetto all'anno scorso e quindi se devo fare un ragionamento egoista e personale dico che noi tutto questo calo non l'abbiamo visto. Effettivamente però c'è da dire una cosa, che gli organi di informazione hanno picchiato parecchio su questa notizia, dicendo che il causa della legge del nuovo codice della strada c'era stato un forte calo nella vendita dei vini, soprattutto nei ristoranti e nei bar. C'è da dire una cosa però, che a mio parere è stata fatta veramente pessima informazione da parte degli organi di informazione. Io in più di un'occasione ho visto trasmissioni alla RAI dove invitavano a bere meno a causa del nuovo codice della strada. Qualche giorno fa ascoltavo su una nota radio a livello nazionale il radiocronista, il conduttore che diceva che se si beve un bicchiere di vino si rischia di perdere la patente. Sembra quasi che ormai ci sia questa campagna contro il vino e la birra, ecco, mettiamola così, quindi pensiamo a bevande alcoliche con delle gradazioni comunque basse, non stiamo parlando di whisky, di gin o di cocktail ad alta gradazione. Quindi effettivamente c'è stata un po' di fobia e sicuramente c'è stata una mala informazione delle persone, cioè, anche se andate a guardare sui siti o sui social network, tanta gente dice non ho bevuto perché ho paura che mi ritirino la patente. Il codice della strada non ha abbassato i limiti, il codice della strada ha semplicemente aumentato le pene per i recidivi e per coloro che sono neopatentati e quindi per chi è a rischio di bere forse un po' troppo. Per il resto non è successo nulla e quindi noi come Lega stiamo continuando a comunicare, e l'abbiamo fatto anche durante le feste, stiamo continuando a comunicare che questa è una grandissima fake news che è stata buttata fuori dai soliti noti che anche in passato stavano facendo delle campagne contro il vino. Io ricordo negli scorsi mesi la campagna contro il vino provoca il cancro, no? E siamo andati avanti per mesi a spiegare che era una grandissima balla, perché non c'è nessuna ricerca scientifica di altissimo livello che lo conferma. Non è semplice, perché le fake news hanno le gambe lunghe, corrono più di Usain Bolt o più di Valentino Rossi, e di conseguenza bisogna lavorare e spiegare alla gente quello che è realmente stato l'intento di Matteo Salvini, che ha rinnovato il codice della strada e ci ha permesso a tutti noi di guidare un po' più sereni, un po' più tranquilli, e di poter bere tranquillamente quello che bevevamo prima.
Infatti, no, proprio questo, ti ho cercato un po' di stimolare proprio su questa, perché anche diciamo sui social, ma anche diciamo cose abbastanza seguite che di solito, vanno a analizzare diciamo nel tecnicismo le cose. Faccio un esempio, anche Joe Pop, tanti radioascoltatori magari lo guardano, no, è andato a come fosse a fare una dimostrazione su quello che bevevi e poi andarsi a misurare. Poi però senza dire che il limite non veniva cambiato, cioè quindi la persona che prima, quando veniva fermata, veniva trovata sotto la soglia, anche adesso viene trovata sotto la soglia, perché le soglie non sono cambiate. Quindi è cambiato naturalmente il rapporto sulle sanzioni, e mi sembra sacrosanto e giusto, perché se poi una persona, e i numeri purtroppo dei morti per guida in stato di ubriachezza ci dicono delle stragi veramente continue sulle strade italiane, è quello che può essere cambiato, diciamo tutta la parte repressiva, ma chi diciamo si metteva alla guida precedentemente sicuro di aver bevuto il giusto non deve preoccuparsi, quindi lanciamo questo segnale distensivo, naturalmente che deve essere legato a un consumo responsabile del vino, ma il vino è già di per sé un consumo responsabile, perché il vino lo conosci, lo respiri, lo bevi, ne parli e cerchi di assaporarlo, e non è un consumo diciamo tanto per insomma essere in stato diciamo di euforia. Antonino? No, voi siete troppo giovani per ricordarlo, ma io ricordo Ma negli anni... smettila, Gianmarco, è molto è più giovane di te, è più giovane di te Io Antonino. ricordo negli Quindi, anni anche se sembra 80, vecchio. io ricordo negli anni 80 sulla statale Messina-Palermo, prima di un paese che si chiama Castel di Tusa, c'era questo cartello che già aveva la sua età, e vi parlo quindi del tempo in cui era in vigore il codice della strada del 59, non questo ora di Matteo Salvini, e Matteo Salvini andava probabilmente alle medie quando questo succedeva. E allora c'era questo cartello bianco, questo segnale stradale, con il disegno del bicchiere di vino, poi c'era un disegno bicchiere di vino più bicchiere di vino uguale, e c'era il carro funebre, e sotto c'era scritto o bere, puntini sospensivi, o guidare, punto esclamativo. Quindi come vedete il terrorismo sul vino si fa da sempre. Attenzione, Certo. non stiamo dicendo ubriacatevi e poi prendete la macchina, andatevi a stampare contro i muri. Stiamo dicendo un'altra cosa, ci sono dei limiti. Forse è più giusto educare sui limiti, forse è più giusto conoscere i limiti, anziché terrorizzare la gente dicendo guardate che se bevete il bicchiere di vino arriva Salvini con lo scudiscio, vi cala i pantaloni davanti a tutti e ve ne dà 50 di scudisciate, così imparate. O sbaglio? Ora, Cioè, perché c'è questa remora sul vino? Lo chiedo a tutte e due. Ma il vino, io penso che ci sia un po' di remora sul vino per il semplice motivo che il vino sta diventando uno dei pochi prodotti che non può essere prodotto dalle multinazionali. Un bicchiere di Brunello di Montalcino non lo puoi fare dall'altra parte del mondo, lo puoi fare solo a Montalcino. Un bicchiere di Barolo, un bicchiere di Chianti, io in questo momento sono a Conegliano e quindi penso al Prosecco, e non li puoi fare altrove, quindi non possono essere diciamo in balia delle multinazionali e di tutti quelli che vorrebbero che noi bevessimo o mangiassimo tutti le stesse cose. Il vino rappresenta territorio, rappresenta l'agricoltura, rappresenta il nostro paese. Il vino è un po' l'ambasciatore anche, continuo a dirlo, del Made in Italy, e di conseguenza diventa un po' preda di chi invece vorrebbe un mondo tutto uguale dove tutti beviamo le stesse cose e mangiamo le stesse cose. È ovvio che poi dobbiamo essere un po' anche noi a raccontarla nel migliore dei modi, raccontarla giusta e raccontare che un bicchiere, 1 o 2 bicchieri di vino a tavola non fanno morire nessuno, non fanno venire il cancro e non fanno ubriacare nessuno. È ovvio che se ci beviamo una bottiglia a testa magari qualche problema c'è. Io però questo messaggio lo dico anche ai ristoratori, per il semplice motivo che ci sono spesso anche i ristoratori durante queste feste che erano quelli che soprattutto sui social si lamentavano contro Salvini, che gli faceva guadagnare di meno semplicemente perché il vino veniva ordinato di meno. Io continuo anche a pensare una cosa, e lo dico anche a mio discapito, molto spesso i ristoratori ci fanno un aumento di prezzi rispetto al prezzo iniziale della bottiglia, forse che è quello che fa bere meno la gente al ristorante, semplicemente perché scelgono di comprarlo alla fonte
e berselo a casa. Questo purtroppo è un altro dei problemi che c'è nel nostro paese, l'eccessivo prezzo ultimamente nei vari bar e nei vari ristoranti. Questo Quello sicuramente. sicuramente. Invece, scusami, intanto facciamo un po' di malizia anche in tutto questo, però in tutto la partita del governo sembra quasi che ogni volta però, insomma, non si prendano queste decisioni, e questo te lo chiedo a te Gianmarco, non mi sembra che, a parte diciamo la controffensiva da parte dei parlamentari della Lega, non c'è stato questa, diciamo, dagli altri del governo, sembra un po' che ognuno si difende il proprio sul tema. Non è un po' controproducente una cosa, un governo sicuramente, un governo che governerà 5 anni e tutto, però non sarebbe meglio riuscire ad avere anche in queste partite una sorta di e non giocare un po' al massacro dell'alleato, cioè tanto attaccano lui, quindi me ne sto zitto, lo lascio attaccare, perché a volte sembra che ci sia questo clima. Ma sì, molto spesso vediamo che soprattutto nei confronti dei nostri ministri vengono messi un po' in balia dell'opinione pubblica e soprattutto della disinformazione. La cosa che mi piacerebbe evitare è proprio questo, il fatto che si prenda il vice premier che ha fatto un provvedimento che serve a tutelare gli automobilisti e i pedoni e poi nel momento in cui c'è da prendere gli elogi tu vedi tutti i ministri, nel momento in cui c'è qualcuno che alza una critica, tutti quei ministri spariscono e rimane solo lui. Dico, povero Cristo che deve prendere le critiche da parte di tutti, soprattutto sui social network. Mi piacerebbe vedere i suoi colleghi o chi sta sopra di lui che prendano le difese e soprattutto dicano è un provvedimento condiviso, perché quando un decreto esce dal Consiglio dei Ministri è stato votato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri e soprattutto Certo. un provvedimento condiviso e che venga spiegato dall'intero governo. Non posso pensare che sia solo una forza politica che lo spiega, perché sennò diventa un problema. Assolutamente. Abbiamo 2 minuti, ti faccio l'ultima domanda da produttore di vino. Volevi parlare te, Antonino? Sì, io mi Allora riservo un'ultima domanda per il finale. vabbè, velocissimo, buoni propositi agricoli, dato che sei anche un produttore, sei una persona che si è occupata di agricoltura, hai avuto, diciamo, il Ministero dell'Agricoltura nelle tue mani non per tantissimo tempo, però diciamo hai dimostrato sia da ministro che da sottosegretario la tua conoscenza del settore. La sfida per l'Italia nel 2025 dal punto di vista dell'agroalimentare che dovremmo affrontare. Ma io penso ancora una volta all'Europa, mi spiace doverlo dire, ma io di questa Europa non mi fido e di conseguenza penso che ancora una volta dovremmo affrontare la sfida della concorrenza sleale che viene da fuori. Io vedo ancora un'Europa ancora troppo timida sotto questo punto di vista, che dedicata molto al commercio e poco alla produzione, quindi al commercio di tutto quello che entra da fuori e poco alla produzione interna. Continuiamo a dire che gli agricoltori sono quelli che tutelano il nostro territorio, che gli agricoltori sono un'eccellenza del nostro del sistema Europa e poi molto spesso vengono lasciati a loro stessi. Questa è una cosa che la vedo veramente ancora un grosso problema. Senatore, per chiudere, i romani lo chiamavano senatus consultus quando si chiedeva un parere al Senato, quindi lo chiedo al vicepresidente del Senato, che ci beviamo stasera? Questa sera io berrei sicuramente delle bollicine, anche se che poi ormai anche perché io sono qui a Conegliano e non posso dire altro, e quindi berrò sicuramente delle bollicine e berrò del prosecco, anche se io vi dico io sono un appassionato di vino rosso e di conseguenza un buon bicchiere di vino rosso comunque fa bene alla salute. Grazie, senatore. E allora, se dobbiamo brindare, naturalmente spero che abbiate brindato con le bollicine italiane, ma c'è ancora la Befana di mezzo, quindi vai con le bollicine italiane. Grazie al vice premier, è un auspicio, vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio. Alla prossima Gianmarco, grazie. A voi, grazie. E adesso linea al direttore responsabile di Radio Libertà Giovanni Sallusti per Liberamente. A più tardi.